Presidente, è un grande onore avere un premio Nobel qui a Venezia. L'ha detto, è un grandissimo onore, uno di quei privilegi che capitano a pochi e poche volte nella vita. Io l'ho avuto e ringrazio il destino che mi ha concesso un'ora così importante e così significativa. Il premio Nobel è turco e rappresenta molto. La motivazione stessa con cui è stata assegnata il riconoscimento, il Nobel, è quella di aver saputo descrivere con forme particolarmente poetiche la melanconia, così dice il testo di quei luoghi di Istanbul, una delle città più belle del mondo. L'unione culturale, la storia, la densità di rapporti fra la Repubblica Veneta, Venezia e la Turchia è tale in periodi buoni, in periodi cattivi, ci siamo fatti guerre e guerre tremende, ma ci siamo anche scambiati ricchezza. Beh, è così forte che io sono felice che sia stato attribuito a un uomo come Pamuk il premio Nobel. Pamuk si distingue anche per un'altra cosa importante, che è il caso proprio di dire, per la sua battaglia, oggi si usa il termine per i diritti civili, non è vero, per il progresso civile e sociale del suo paese, ricordiamocelo. Lui fu incriminato ed ebbe un processo nel 2005, non nella preistoria, per aver avuto il coraggio che hanno i grandi popoli, i popoli autenticamente democratici, di mettere in luce il passato, le cose belle e negative del passato. Una forza che gli Stati Uniti hanno, ma la Russia non ha ancora, e non ce l'hanno neppure alcuni personaggi in Italia, la capacità di mettere in discussione il loro passato. Ecco, lui l'ha avuta e per questo ha subito un processo. Per fortuna, ed è questa la notizia più bella, il diritto si è evoluto, nel 2006 è stato approvato un nuovo codice in Turchia che non riconosceva fra i reati, non c'era più, era scomparso dal novero dei reati quello di parlare male, di mettere in luce episodi poco luminosi della storia passata. Ecco, sarebbe come tradotto, se qualcuno lo ha fatto, se per esempio Giorgio Bocca fosse incriminato in Italia per aver osato mettere in discussione la nitidezza di tutti i comportamenti tenuti dai partigiani durante la lotta di liberazione. Ecco, in Turchia questo avveniva, c'era il processo, adesso non c'è più, è un popolo che è cambiato il diritto. Pamuk ha pagato per questo. È pronta quell'Europa della Turchia? Direi di sì, anche per esperienza personale io l'ho visitata, è molto, molto superiore all'immagine che a volte si costruisce. L'ho girata anche abbastanza bene, andando a vedere, conoscendo come sono solito fare, vedendo un po' tutte le cose. E poi credo che convenga all'Europa, no? Avere una porta aperta a Oriente, avere un nuovo paese che fa parte di quella grande, ormai di quella grande comunità di pace, di cultura, di progresso che è l'Europa, beh, credo che possa solo far piacere. Visto come stanno andando le cose in quel paese, io credo proprio che sia giunto il momento di concludere le trattative per il suo ingresso in Unione Europea. Le donne, però il ruolo della donna insomma è ancora un ruolo difficile. Attenti, questo è un ruolo... Adesso lei mi fa dire una cosa pesante, perché io per esempio devo dire, è un ruolo connesso alla religione, alle credenze religiose. E io non tollero, non sopporto, combatterò nel modo più forte possibile la concezione che i fondamentalisti islamici hanno della donna e il trattamento a cui le donne, laddove le forme fanatiche di questa religione prendono il sopravvento. Però, calma, è vero che i progressi devono ancora essere fatti, ma c'è una bella differenza fra certe popolazioni africane e la Turchia. In Turchia non c'è mica l'infibulazione, non tolgono alla donna la caratteristica femminile. In Turchia non c'è più la lapidazione. Insomma, la Turchia è diventato un paese civilissimo, aiutiamolo a diventare ancora di più, ma siamo già abbondantemente al di là. E anzi, credo che potrebbe essere un esempio per luoghi in cui invece la donna, in base a credenze religiose, è ritenuta un essere inferiore e viene trattata alla stregua quasi di un animale.